Con l'assessore Silvia Boscolo per presentare questa stagione teatrale importante, tra l'altro è con il suo ospite un rappresentante di Arte Even, artisti importantissimi quest'anno, Luca Ward, Teo Mammucari, Emanuele Aureli e naturalmente anche uno spazio per i vostri beniamini con degli amici di Porto Tolle. Cosa ci dobbiamo aspettare da questa rassegna quest'anno? Un ulteriore passo in avanti rispetto agli scorsi anni. La rassegna teatrale giunge per noi alla terza edizione ed è un piacere condividere questa esperienza con un soggetto così titolato come Arte Even e con la nostra biblioteca comunale gestita dalla cooperativa Macchine Celibi. E quello che abbiamo voluto proporre anche quest'anno è uno spazio per i nostri cittadini, ma non solo, dove poter coltivare la passione per la cultura, trovare spazio per l'immaginazione, la riflessione, ma anche la leggerezza che l'esperienza teatrale porta con sé. Ecco, Arte Even, una diramazione della Regione Veneto, e Porto Tolle cosa rappresenta per voi? Un importante partner? Assolutamente sì, anzi il percorso è nato 3 anni fa che sta crescendo sempre di più, infatti per questo ringrazio anche l'assessore e l'amministrazione con grandi soddisfazioni sia per l'amministrazione ma anche per noi che vediamo una cosa che abbiamo pensato insieme con la città crescere e diventare sempre più bella, sempre più grande e con il pubblico che ci segue moltissimo, questa è la più grande soddisfazione. Ecco, sta aumentando il pubblico, tra l'altro voi fate anche una rassegna destinata ai giovani, ai più giovani, con teatro per i ragazzi. Vi stanno seguendo? Avete una crescita rispetto agli anni passati? Assolutamente sì, il settore del teatro ragazzi è strategico anche per Arte Even perché puntare sulle nuove generazioni è proprio un focus importantissimo. Il pubblico di domani va formato oggi e noi su questo ci stiamo veramente mettendo tutta.